Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata sembra quasi di raccontare una fiaba vera, insomma, perché parliamo in realtà di impresa, parliamo del Molino Cosma che ha sede a San Martino di Lupari in provincia di Padova, di cui ospitiamo uno dei contitolari, Piero Cosma, 3 sorelle e un fratello a gestire oggi l'azienda, ma bisogna partire dagli albori per capirla fino in fondo perché è proprio carina. Il bisnonno degli attuali titolari a metà 800 sposa una delle figlie del mugnaio di Campo San Piero. In questo devo dire, sa proprio da favola. Certo. Arriva poi nonno Giovanni che costruisce a San Martino di Lupari il molino, quello di oggi. È il primo completamente elettrico. Che anni erano circa? Eravamo nel 1930. Segue poi l'attività il figlio Umberto, che dopo aver investito in tecnologia lascia il timone dell'azienda ai 4 figli nel 1990. È la svolta. Qui non siete tanto gentili però. Perché nel 1990, dico per scherzo, ma c'è la svolta, che succede? No, perché abbiamo seguito lo sviluppo dell'attività molitoria in Italia che da un'attività artigianale basata sul servizio agli artigiani, ai forni, si è trasformata in un'attività industriale, seguendo perciò quelle che sono le necessità del consumo. Il consumo da artigianale è diventato in larga parte industriale. E perciò noi come fornitori abbiamo dovuto investire per seguire la necessità dei nostri clienti. Perciò un po' di ribellione nella tradizione ci vuole, no? Ci vuole. Se no, caspita. Allora, Paolo, Piero, Marta e Rosanna sono oggi i 4 titolari, ma non è finita perché i 4 fratelli hanno adesso 10 figli, la quinta generazione del Molino Cosma. Insomma, guardate lungo. Sì, siamo obbligati perché gli investimenti in questi anni sono stati consistenti, perciò ci siamo dati anche una prospettiva a medio termine per poter gestire l'attività e svilupparla. Scherzi a parte, l'immagine del molino però sa di antico, sa di bello, sa di farina, sa di mugnaio. Oggi cos'è un mulino? Beh, un mulino oggi è un'attività molto complessa perché il nostro ruolo è un ruolo di cerniera tra il mondo agricolo e il mondo della seconda trasformazione. Perciò dobbiamo trasformare un prodotto che viene dalla natura, il grano, che di per sé è ancora un prodotto molto carico di impurità perché ovviamente viene dal campo, in un prodotto perfettamente utilizzabile dall'industria di seconda trasformazione e dagli artigiani, perciò con tutte le caratteristiche che oggi la legge ci obbliga abbia un ingrediente come la farina. Quindi entra il grano ed esce farina. Ed esce farina. Perciò entra un prodotto che viene dal campo ed esce un ingrediente che può essere impiegato nella preparazione degli alimenti. Quanti tipi di farina producete? Beh, gli articoli sono moltissimi, abbiamo oltre 150 articoli, anche se parliamo sempre di farina. Ma sempre di grano o anche di gran turco? No, noi lavoriamo essenzialmente il grano tenero, nemmeno il grano duro, solo il grano tenero. Quindi la destinazione della vostra farina è prioritariamente per fare pane? Per fare pane, per fare dolci, per fare la pasta fresca, perciò trova moltissimi impieghi la farina. E già di così grano voi ne tenero. fate 150? Sì. E quanti tipi di farina ci sono nell'uscibile della nostra gastronomia? Deve pensare che il mondo dell'utilizzo della farina oggi è estremamente sofisticato perché i clienti utilizzano degli impianti moderni, degli impianti sofisticati e ogni impianto necessita di un tipo di farina ben preciso, cioè con delle caratteristiche reologiche ben determinate. E le caratteristiche reologiche delle farine sono determinate dalla caratteristica della proteina e dell'amido che costituisce la farina. Nel 1930, ricordavamo, è nato il primo molino elettrico del Veneto o d'Italia, sì. non lo ricordo, insomma, No. nel Veneto, uno dei primi molini elettrici. Però noi, sempre nell'immaginario collettivo, il molino lo colleghiamo all'acqua, alla pala, certo. a schiaffo. Certo, ma infatti la scommessa ancora di mio nonno Giovanni nel 30 è stata questa, quella senza la possibilità di avere un corso d'acqua sul nuovo molino che aveva voluto costituire. Ha fatto il primo vero contratto di energia, ce l'abbiamo ancora in versione originale con l'Edison di Castelfranco Veneto, perciò è un documento che conserviamo con molta emozione perché testimonia proprio il fondamento dello stabilimento su cui ancora noi oggi insistiamo. Voi state lavorando per avere una filiera produttiva a chilometri zero, come si usa dire. Più che a chilometri zero, una filiera
dedicata al grano veneto. Cioè abbiamo molte richieste dai nostri clienti, a partire dalla grande distribuzione fino alle aziende strutturate per la preparazione del pane, per avere un pane fatto con una farina certificata di grano veneto. Perciò ci siamo attrezzati insieme a certi fornitori che abbiamo individuato per poter certificare in base alla norma 22005 questa filiera e dare alla clientela un prodotto certificato. Ecco, ma al di là del marketing però, Sì. onestamente, c'è una qualità specifica del grano veneto? Cioè, se invece essere veneto fosse lombardo piuttosto che marchigiano? No, non abbiamo, dobbiamo dire che nella zona del Basso Veneto abbiamo la produzione di ottimi grani teneri, proprio per una questione climatica. E Perciò nelle Marche forse saranno buoni altrettanto. Sì, ma altre tipologie di grano, magari destinate ad altri utilizzi. Più andiamo giù nello stivale, più diventa importante la produzione del grano duro. La produzione del grano tenero è concentrata nella zona della pianura padana, perciò quando parliamo di alcune zone tra Rovigo e Padova Sud, troviamo delle zone vocate a grano tenero con degli ottimi grani che si prestano molto alla produzione dei pani tipici della nostra regione. Siccome per le strane alchimie del commercio internazionale su alcuni generi noi ci troviamo magari come sistema paese in difficoltà, per quanto riguarda l'approvvigionamento di grano invece siamo tranquilli? Beh, siamo tranquilli perché l'intera filiera è controllata molto bene sia dalle autorità sia da noi imprenditori utilizzatori. All'interno abbiamo un laboratorio di controllo qualità molto severo. Tutta la merce che viene ricevuta dal mulino, ogni singolo automezzo viene controllato attraverso una sofisticata strumentazione e perciò non passa niente se non viene controllato e se non è adeguato. Ecco, il controllo che cosa controlla? Scusi, sì. Allora, innanzitutto sul grano il controllo principale viene fatto sistematicamente sulle caratteristiche fisiche del grano. Perciò sulle impurità, sui tenori di umidità, sulle quantità di proteine presenti nel grano in base ai contratti che vengono fatti di acquisto e se il grano è stato conservato nel modo adeguato, cioè deve essere assente di odori, di infestazioni, di muffe. Poi seguono altri controlli molto più sofisticati che riguardano tutto l'aspetto microbiologico. Scusi la domanda banale, le vostre farine sono tutte bianche? No, qui veniamo a un punto molto importante. Ci siamo in questi ultimi anni molto specializzati nella produzione di farine integrali, di farine tipo 1 e farine di tipo 2, che hanno ovviamente un colore molto più ambrato, molto più scuro, perché oggi il consumatore è molto attento al consumo di prodotti integrali e prodotti ricchi di fibre. Perciò ci siamo attrezzati per soddisfare queste esigenze. E questo insomma, introduce il rapporto col consumatore per il quale voi siete molto orgogliosi di aver creato un'Academy. Sicuramente, veniamo all'ultimo investimento e nel mulino abbiamo creato un'area che abbiamo chiamata Academy perché è un'area dove si incontra il consumatore finale, si incontra il produttore della farina e anche il trasformatore. Perciò è una sorta... Il produttore della farina sarebbe l'agricoltore? No, il produttore di farina siamo noi che produciamo... E i trasformatori chi è? No, noi siamo i trasformatori, produttori di farina e poi incontriamo i nostri clienti e anche il consumatore finale, dove si mettono assieme esperienze diverse e si mettono a punto anche prodotti nuovi in base alle necessità del mercato. Ecco, per quanto riguarda la filiera, voi controllate solo la materia prima che vi arriva in azienda o avete una sorta di contratto anche con chi produce che deve rispettare un determinato disciplinare? Nella filiera sicuramente abbiamo un contratto con chi approvvigiona il grano, l'agricoltore, perché dobbiamo essere certo della provenienza del grano, che sia effettivamente un grano. E che sia coltivato secondo dei parametri che voi ritenete... Dei parametri specifici, dei disciplinari che vengono condivisi con gli agricoltori. A vedere le immagini c'è molta meccanizzazione oggi nella vostra attività. Sì. Il mugnaio sporco di farina mi pare sempre più un sogno. Sicuramente oggi il nostro mestiere è diventato un mestiere molto sofisticato proprio perché i parametri a cui dobbiamo sottostare sono moltissimi
non solamente quelli legati alla salubrità del prodotto, perciò l'aspetto microbiologico, ma anche a tutto l'aspetto tecnologico del prodotto che noi immettiamo sul mercato. Cioè il prodotto deve essere performante, deve dare la possibilità a chi lo utilizza di avere la certezza che il prodotto che ottiene dall'utilizzo della farina sia un buon prodotto e abbia delle caratteristiche adeguate, soprattutto se parliamo di panificatori professionisti e di industrie. Ma per concludere, in tutta la filiera c'è ancora un signore che mette le mani nella farina? Insomma, noi il mugnaio lo vediamo in carne, magari pure con la barba, sporco di farina. Il lavoro tecnico del mugnaio c'è, esiste. Certamente non abbiamo più il signore sporco e sudato, ma le mani sulla farina e sul processo di macinazione sono ancora molto importanti, perché attraverso l'esperienza tattile del mugnaio diamo la giusta macinazione ai nostri grani e otteniamo le farine nel modo più adeguato, perché nel molino è estremamente importante il tipo di danneggiamento che diamo a questi chicchi di grano per ottenere la farina. È fondamentale. Grazie a Piero Cosma, che ricordiamo essere il contitolare del Molino Cosma di San Martino di Lupari, provincia di Padova. Qui, perché come al solito noi siamo sempre alla ricerca, insomma, di eccellenze del nostro territorio, e qua, come abbiamo capito, abbiamo scoperto, devo dire, che l'universo delle farine è enorme. È enorme. Parliamo di un mondo... Se solo voi ne avete oltre un centinaio, pensiamo quante ce ne possono essere. Sicuramente. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Alla prossima. Arrivederci.